Bellunesi nel mondo di giugno. Direttivo ABM, l'ultimo petalo di Miriam Ballerini. A Padova incontro delle associazioni venete di immigrazione. Scatta il tuo mondo, nuova iniziativa dell'associazione Bellunesi nel mondo. Sono rientrati a Belluno dal Sud America il presidente dell'ABM Gioacchino Bratti e il consigliere Rino Budel, dopo un tour di 15 giorni che li ha condotti in visita ad alcune famiglie bellunesi in Argentina, Uruguay e Brasile. Vi hanno trovato un semprevivo attaccamento alle radici che si esprime anche nelle numerose attività volte all'aggregazione e specialmente al mantenimento e alla valorizzazione dell'identità e delle tradizioni delle origini, nonché nel nostro dialetto e della lingua italiana. Nei numerosi incontri svoltisi in un clima di grande calore, di amicizia e di festa, dove sono risuonati musiche e canti della nostra terra, i rappresentanti dell'associazione hanno respirato l'aria di casa. Sono stati naturalmente affrontati insieme alcuni problemi organizzativi e, in particolare, il rapporto tra le famiglie, la regione del Veneto e l'ABM. Con spirito e contenuto giovanile si presenta il numero di giugno di Bellunesi nel mondo, con numerosi articoli che vanno dall'attualissimo tema della mobilità giovanile alla trasferta di alcuni studenti di Cortina in Australia, dall'ABM nelle scuole ad una giovane economista bellunese, Margherita Fant, premiata a Parma per una sua brillante tesi di laurea, da un'altra giovane bellunese, Costanza Moretti, e dal suo viaggio in Rio Grande do Sul, Brasile, insieme ad altri giovani veneti, a Luca Deon, giovane innovativo architetto di origine bellunese in Svizzera, ed altro ancora. Eppure di giovani studenti dell'Istituto d'Arte Leonardo da Vinci di Belluno, una pagina di bei disegni su storie dei migranti. Come sempre giovanile la pagina di bellunoradici.net. Il giornale si era aperto con 2 articoli, sintetizzati con l'apertura della stagione estiva, sulla bellezza e sulle attrattive turistiche della provincia, efficacemente sintetizzate dalla vivace copertina, per concludersi con un eclettico panorama dell'attività delle nostre famiglie. Il Consiglio direttivo dell'associazione, tenutosi giovedì 31 maggio, ha innanzitutto esaminato e discusso la recente circolare della Regione del Veneto, attuativa del piano annuale 2012 della legge regionale numero 3 del 9 gennaio 2002. La riduzione dell'apposito stanziamento di bilancio ha costretto la Regione a promuovere solo l'area formativa, escludendo quindi tutte le altre progettualità, ma nello stesso tempo ha limitato la possibilità di accesso ai contributi con una normativa estremamente complicata e gravosa, difficilmente attuabile da parte delle associazioni, per cui il direttivo ha espresso un netto dissenso, dando mandato al Presidente di manifestarlo all'incontro delle associazioni venete, in programma a Padova il prossimo 5 giugno, possibilmente al fine di concordare un'iniziativa comune in proposito. Il direttivo si è poi soffermato sul bilancio 2011-2012 delle attività culturali, in particolare quelle promosse dalla Biblioteca Dino Buzzati e da Belluno Senza Frontiere, esprimendo nel complesso una valutazione più che positiva su quanto realizzato, ma suggerendo nel contempo alcuni accorgimenti per ottenere maggiore efficacia e partecipazione. Infine il Consiglio ha ascoltato un'ampia relazione del Presidente Bratti e del Consigliere Budel sulla loro recente visita a varie famiglie del Sud America, della quale sono stati evidenziati, pur nelle difficoltà che non mancano, i tanti aspetti positivi che invitano alla speranza. Non è mancato infine un invito a presentare e far presente le candidature alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'associazione. Di origine bellunese, brillantemente presentata da Esther Riposi, presidente del comitato di gestione della biblioteca ABM Dino Buzzati, e del marito Aldo Colnago, che ne ha assunto l'impegno letterario e sociale, Miriam Ballerini, lo scorso 1 giugno, nelle sedi dell'associazione, ha offerto al pubblico un'efficace e suggestiva sintesi della sua recente opera, L'ultimo petalo, una raccolta di racconti e poesie che riprendono temi e figure tratti dalla quotidianità del vivere, nei suoi drammi ma anche nei suoi riscatti, che caratterizzano l'intera produzione della scrittrice, sempre attenta all'uomo, soprattutto all'uomo umile e sofferente, in cui ciascuno di noi ritrova stati d'animo e situazioni del proprio vivere. Così L'ultimo petalo propone episodi di vita e di umanità, alcuni tratti dal mondo dell'immigrazione, che stimolano all'arricchimento e alla speranza. Miriam Ballerini, talento di bellunoradici.net e socia della famiglia bellunesi di Olgiave Comasco, ha alle spalle un'affermata produzione letteraria che si nutre dei valori del volontariato sociale, in cui da sempre impegnata.
Una lezione di umanità, come ha detto il presidente dell'ABM Gioachino Bratti, al termine e a commento della serata che conclude il ciclo culturale 2011-2012 Incontri con l'autore, promosso dalla biblioteca dell'ABM Dino Buzzati. Ultima riunione della stagione 2011-2012 delle associazioni venete di migrazione che si incontreranno martedì 5 giugno a Padova per l'esame di vari problemi, tra cui il piano attuale 2012 della legge regionale numero 2 del 9 gennaio 2003 della Regione e l'iniziativa delle elezioni sulle migrazioni nelle scuole, finanziata dalla medesima Regione. L'Associazione Bellunesi nel Mondo ha in programma una nuova iniziativa dedicata agli appassionati della fotografia, Scatta il tuo mondo. L'idea è nata dal comitato di redazione della rivista Bellunesi nel Mondo e l'obiettivo è quello di arricchire l'archivio fotografico della pubblicazione Meda ABM, con immagini che riguardano il territorio della provincia di Belluno, con le sue Dolomiti, la sua arte e la sua storia, fino a raggiungere il mondo dove sono presenti i bellunesi con la propria storia e la propria vita. Le foto più belle saranno protagoniste della prossima copertina della rivista dell'associazione. ABM News termina qui. Se volete contattarci, mandateci una mail al nostro indirizzo info@bellunesinelmondo.it. Ci vediamo la prossima volta.